Buona domenica, amiche e amici. Siamo alla terza domenica del tempo ordinario. Quindi siamo all'inizio del tempo ordinario e siamo nel Vangelo di Luca all'inizio di quella che è la vita pubblica di Gesù, quella sua missione, quel suo ministero che diventa pubblico, che nasce subito dopo il battesimo. La scena del battesimo, che è una scena inaugurale appunto di questo venire allo scoperto da parte di Gesù, manifestarsi, mostrarsi, diventare l'uomo della parola, ma anche l'uomo dei gesti, dei segni, delle grandi opere, l'uomo anche della potenza, la potenza dello Spirito Santo. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. E poi arriva una scena che sicuramente conosciamo abbastanza bene, è il momento in cui Gesù, la cui fama comincia già a diffondersi, siamo al capitolo 4 di Luca, molto all'inizio, la sua fama comincia già a diffondersi e lui dove va? Venne a Nazaret, dove era cresciuto. Nazaret significa per Gesù il paese natio, si può dire, insomma, anche se è nato a Betlemme, ma è dove lui abita con la sua famiglia, con i suoi genitori, dove cresce, dove era cresciuto, no? È il suo paese di origine, potremmo dire. E allora proprio qui noi dovremmo chiederci cosa fa Gesù laddove c'è la sua famiglia, laddove ci sono le persone, le cose, le situazioni, i luoghi che gli sono più familiari, dove lui trova tutto ciò che gli è particolarmente familiare. Cosa fa? Non ci viene raccontato che lui torni a casa dai suoi o perlomeno da sua madre o dai parenti e faccia un momento, ecco, in famiglia. No, lui entra nella sinagoga, secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Sembra quasi provocatoriamente che questo brano ci dica che proprio lì, laddove esistono le persone, le situazioni, le cose che sono particolarmente familiari a Gesù perché lì lui è cresciuto, proprio lì lui ci mostra ciò che gli è particolarmente familiare, o forse l'unica realtà che gli è veramente familiare, dove lui si sente a casa, dove lui trova se stesso, dove lui si identifica e sente che lì c'è la sua appartenenza, lui appartiene a quella cosa lì, cioè a cosa? Alla scrittura, al profeta Isaia, alla parola di Dio. Gesù è a casa laddove c'è la parola di Dio, dove c'è il Padre, no? Giovanni nel prologo dice: lui che è nel seno del Padre, lui ci ha rivelato il Padre, che lo chiama appunto col termine più familiare che esista, Padre. A questo punto facciamo un salto rimanendo nel Vangelo di Luca, saltiamo di 4 capitoli, andiamo al capitolo 8 per ricordare questo episodio ancora più provocatorio. Gesù qui è nel cuore della sua predicazione in Galilea e dei suoi gesti, del suo ministero, e andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi. 2 punti. Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È una conferma. E Gesù è addirittura, non è solo l'uomo che abita nella parola di Dio.
Gesù è la parola di Dio che viene ad abitare in mezzo a noi e quindi è colui che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, è colui che insegna a ciascuno di noi a diventare familiari della parola di Dio, e a fare quello che ha fatto lui, cioè che la nostra casa sia la parola di Dio. Qual è la conseguenza di tutto questo? Il giubileo, un annuncio di giubilo, un annuncio di gioia. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Perché vale la pena abitare dove c'è la parola di Dio? Perché vale la pena diventare fratelli e sorelle di Gesù, entrare nella sua famiglia? Perché ascoltiamo la parola di Dio che Lui ci dischiude, che Lui ci rivela, che Lui ci spezza e ci condivide. Perché? Perché stare lì dove c'è la parola di Dio significa stare dalla parte della vita e non della morte, stare dalla parte della liberazione e non dell'oppressione, stare dalla parte della luce e non delle tenebre. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, aiutarci reciprocamente a rendere la vita meno pesante, più leggera, più umana. Buona domenica.